Mister Mauro Zironelli, si chiude in parità 1-1 tra Vigasio e Cernis Muzzane. Ti chiedo un commento, un'analisi della gara. È stata una partita molto molto combattuta con tanti contrasti, tanti duelli dove poteva scaturire qualche episodio, appunto come è successo da calcio d'angolo e poi col pari nostro sul gol di Benomio abbiamo fatto una delle poche azioni dove si è riusciti a tenere la palla per terra e l'abbiamo messa dentro, quindi una partita che tutto sommato penso che sia giusto il pari, anche se hanno avuto un paio di colpi di testa nel secondo tempo loro e noi col tiro di Gabrielli dove è stato bravo il loro portiere, quindi penso che sia giusto portare a casa un punto a testa. Forse nel secondo tempo ha prevalso un po' la paura, è così? Beh, noi veniamo da un periodo, lo sai, dove negli ultimi periodi facevamo un sacco di fatica, ora stiamo finalmente, abbiamo fatto una partita da squadra tignosa, aggressiva, dove abbiamo lottato su tutti i palloni e quindi oggi i miei giocatori sono stati veramente bravi nel capire questo atteggiamento e lottare contro una squadra che è viva e non era semplice giocare qui, mi dicevano che era difficile anche mettere giù il pallone per via del campo, però forse magari un po' più di serenità, però in questo momento qua eh, hanno preferito così e anche tra il primo e il secondo tempo abbiamo detto che era una partita dura da vincere i contrasti, che poteva risolversi in qualsiasi momento con qualche occasione appunto di palla inattiva, di contrasto, perché non era semplice giocare. Dopo 3 mesi si è rivisto in campo Gabrielli su all'occasione del secondo tempo con quel destro, insomma un giocatore che ha Sì, ripreso da dove aveva lasciato. sì, era fuori dal 2 novembre, quindi praticamente da quando avevano anche gli altri li avevamo persi un attimo, però sono contento, piano piano stanno rientrando tutti, manca solo Seno e Camarà, quindi speriamo adesso di avere questa sosta, queste 8 partite dove cerchiamo di tornare noi stessi, perché bene, appunto oggi non belli da vedere, efficaci, concreti, però per portare a casa le partite abbiamo bisogno di un po' di più di qualità e di un po' più di tranquillità.